C'era una volta un uomo di fede e coraggio, un pastore dell'anima, che viveva in tempi di grandi contrasti. Si chiamava Bellino ed era conosciuto per il suo cuore generoso e il suo spirito instancabile. Nessuno sapeva con certezza da dove venisse o chi fosse il suo padre, ma a nessuno importava davvero. Per tutti era Bellino, il prete che amava il suo popolo. Sin da giovane, Bellino aveva capito che la fede non era solo preghiera, ma anche azione, sacrificio e amore per il prossimo. Era cresciuto tra persone semplici, imparando che la povertà non si misura con le monete, ma con la mancanza di speranza. Decise così di dedicarsi a portare luce dove regnava il buio. Un giorno, mentre camminava per le vie di Padova, Bellino vide una donna inginocchiata in lacrime davanti a una piccola chiesa. Si avvicinò, ascoltò la sua storia e capì che il suo dolore non era solo il suo, ma di tanti altri. C'erano terre usurpate, chiese cadute nell'abbandono e uomini potenti che approfittavano dei più deboli. Bellino sentì una fiamma accendersi nel cuore. Non poteva restare a guardare. Quando fu scelto per guidare la comunità come vescovo, Bellino lavorò con umiltà ma con fermezza. Restaurò chiese, difese i poveri e combatté contro chi usava la religione per arricchirsi. Amava le persone, non solo come un pastore ama il suo gregge, ma come un padre ama i suoi figli. Passava ore ad ascoltare i contadini, a pregare con i malati e a dare speranza a chi pensava di non averne più. Ma la sua vita non era facile. Alcuni potenti lo odiavano, lo vedevano come un ostacolo ai loro desideri di dominio. Un giorno Bellino ricevette una minaccia. Volevano che smettesse di difendere i poveri e si piegasse alla loro volontà. Ma Bellino non aveva paura. Disse con calma: «Non sono qui per me stesso, sono qui per il popolo e per Dio. Nessuno può spegnere questa luce». La minaccia diventò realtà. Mentre viaggiava di ritorno da Roma, dove era andato per chiedere aiuto al Papa, fu assalito da uomini armati. Non lottò, non gridò. Restò fermo, con il volto sereno. Cadde sotto i colpi, ma non prima di aver sussurrato una preghiera per i suoi nemici. Sul luogo della sua morte si dice che accadde qualcosa di straordinario. Una luce improvvisa illuminò il cielo e gli alberi della selva si piegarono come in segno di rispetto. Il corpo di Bellino fu sepolto e per molti anni rimase dimenticato, nascosto sotto la terra. Ma il suo spirito non fu mai dimenticato. Le persone iniziarono a raccontare storie di miracoli. Dicevano che chi pregava Bellino guariva dalla rabbia e trovava pace. Un giorno un uomo sognò il luogo dove il corpo del santo riposava. Scavò e trovò una grande arca di marmo. La portò nella chiesa più vicina, dove il popolo iniziò a venerare Bellino come martire e protettore. Da allora il nome di Bellino risuonò non solo a Padova, ma anche in altre terre. Non era solo un vescovo, ma un simbolo di giustizia e amore. Ogni volta che qualcuno parlava di lui, ricordava un uomo che non aveva mai avuto paura di amare, un uomo che aveva dato la vita per il suo popolo e per Dio. Bellino non visse per essere grande, ma divenne grande perché amò senza riserve. E ancora oggi la sua storia risplende come una luce, ricordando che il vero potere non sta nella forza, ma nella bontà e nel coraggio del cuore. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici.
La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.